Pronto, buongiorno. Sì. Sì, io sono un apicultore della zona. Purtroppo devo dire che le mie api sono scappate, si stanno dirigendo esattamente verso casa sua. Le api sono... Rosetto numero 16? Sì, come sì, esatto, numero 16. Va bene, dov'è la sua apicoltura? Ho degli alveari proprio qui a 500 metri da casa sua, però lo sciame sta dirigendosi verso casa sua. Come ce l'ha le finestre, aperte o chiuse? Chiuse adesso. Meno male. Tenga le finestre chiuse, però chiuda anche le persiane, chiuda anche gli scuri interni, perché sono capaci di rompere anche il vetro, capisce? Va bene. Lo faccia subito, aspetti, resti in linea, lo faccia subito, poi le dico altre cose. Va bene. Lo faccia, aspetto in linea. A boccao un tonno. Sì, corri. Vai, chiudo l'ognosa. Senti là. Adesso sono andati a farlo. Sì, ecco, poi quando ha fatto tutto le dico un'altra cosa, Sì. Lei chi è, scusi? Sono degli alveari Arini. Arini, è una ditta. Guardi, quando ha tutto chiuso, come ho detto io, anche gli scuri interni e le persiane, me lo dica, eh? Sì, va bene. Un attimo, attendi in linea che... Sì. Tendiamo in linea. Vai, chiudono tutto, un buio. Ma accenderà la luce? Sì. Oh, sa creduto che arrivassero proprio a casa sua, al numero 16. Sì. Anzi, se l'è detto da sé. Ma che brave persone trovo oggi. Sì. Dunque, svegli in questo posto, sveglissimi, sì. Sì. Stanno chiudendo a tutto spiano. Oh mio Dio. Eccolo. Anche le saracinesche, detto, sì. Anche le saracinesche, sì, le tapparelle, insomma. Sì, le tapparelle. Ha tirato giù tutto? Sì. Ecco, Un attimo che le passo al mio babbo, così magari... Sì, bravo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Stavo parlando con suo figlio prima, vero? Sì. Ecco, sì. Avete chiuso tutte le finestre anche Sì, abbiamo con chiuso tutto. le tapparelle, gli scuri interni, cioè quello che c'è, insomma. Tutto quanto, sì. Ecco, benissimo, perché le api stanno arrivando. Sono moltissime. Prego? Sono moltissime. Sì, è uno sciame molto grosso che purtroppo bene. sta dirigendosi verso di voi. Io devo arrivare e riprenderle con la tuta apposita, capisce? Ho capito, va bene, la ringrazio. Ora restate chiusi per, guardi, almeno 2 ore. Almeno 2 ore? 2 ore, sì. Poi quando è finita l'operazione vengo a suonarvi il campanello e vi dico che potrete aprire, d'accordo? Va bene, d'accordo, grazie. Prego, buongiorno. Senti, io volevo dirgli che erano bischeri e che c'erano cascati, ma era bischero anche il babbo, allora... Chiusi per 2 ore, ma insomma, sequestro di persona. Ho effettuato no, non ho fatto sequestro di persona, però si sono sequestrati da soli. Ma via, ma non è possibile che arrivino proprio lì, tin. No, dai. No, sono troppo locchi, bisogna dei richiami. No, e poi non mi va di sapere che queste persone stanno per 2 ore con tutto chiuso, Vediamo un po' che cosa... lei è il padre o il figlio? Io sono Vicky. Lei chi è? Sì, ma il padre o il figlio? Il padre. Senta, le volevo dire una cosa. Sì. Guardi, insomma, non so come dirglielo, ma siete veramente degli abbocconi, Mamma mia, ma lei come padre e suo figlio, posso capire un figlio, ma anche il padre, ma credete a tutto quello che vi si dice? Ma lei e le api, ma io sono uno che fa abboccare la gente, sono un pescatore di anime, ma abbia pazienza, ma lei, ma sì, alla sua età crede che arrivino le api e chiude tutte le finestre per 2 ore senza chiedere spiegazioni né niente, tutto così, basta che uno glielo dica al telefono, uno sconosciuto. Io ci ho creduto, perché me l'ha detto mio figlio, non perché me l'ha detto un deficiente come lei, ha capito? Mi ha detto quel deficiente di suo figlio, evidentemente. Mio figlio sarà un deficiente, ma lei è una testa di cazzo, ha capito? Sì, certo, come Pezzo di merda, che ti fai vedere, te spera solo che non ti incontro perché ti faccio un culo come quello di una virinazza, ignorante. Tieni chiuse le finestre, finestre chiuse. Ti dovresti vergognare, vecchio rincoglionito. Io vecchio, e tu? Ma ti rendi conto? Lui, quelle
le cose che stava dicendo a me, le stava in realtà dicendo a se stesso, capito? Perché lui aveva la rabbia di essere cascato nel tranello e di aver abboccato alla grande e ha dato praticamente il deficiente a suo figlio, perché ha detto lui. Molto bisogna, che si fa? Si ricava? No, io direi sì. Ma come? Ma in fondo non abbiamo fatto niente di veramente di male. Come dire? Sì. Pronto? Richiuda, stanno arrivando le api, richiuda tutto! Ti vengo un cancro, a te e a tutta la tua famiglia! Grazie altrettanto! Che brava persona! Si meritava questo ed altro per quello che ha detto, specialmente in quest'ultima frase, vero? Si meritava questo ed altro. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il